Il 1890, che bella epoca per i collezionisti. Si trovavano capolavori dappertutto e quasi a niente. Per lo straordinario ritratto dello scultore Zaccaria Struc di Manet venivano chiesti 1000 franchi, cifra che allora sembrava esorbitante. Ricordo che solo 2 o 3 anni dopo, all'Hotel Drouot, si faticò a battere per 1500 franchi La donna su un sofà appartenuta a Baudelaire. È Ambroise Vollard a parlare. Nel mio appartamentino al 6° piano di Rue des Apennins avevo un magnifico nudo di Renoir. Chiedevo 250 franchi e nessuno si degnava di guardarlo. Quando aprii la mia piccola bottega in Rue Lafitte, dato che i Renoir erano un po' più quotati, alzai timidamente il prezzo a 400 franchi. Ricordo cosa mi disse un grande amatore: se ne avessi 400 da buttar via, comprerei questa tela per bruciarla davanti a lei nel caminetto. Tale è la pena nel vedere la firma di Renoir sotto un nudo così mal disegnato. Quando finalmente fu resa giustizia a Renoir, la tela, che nel frattempo era passata per parecchie mani, fu pagata da Rodin intorno ai 25.000 franchi. Oggi è uno dei gioielli del suo museo. E non si parli dei Cézanne. Le sue tele più grandi, nel 1890, venivano vendute da Père Tanguy per 100 franchi, le più piccole per 40. E Gauguin, che si era rivelato un maestro in tutti i generi. Gauguin, di ritorno da Tahiti, si vide rifiutare Orana Maria, la sua Madonna con bambino, che voleva donare al Museo di Luxembourg. Un museo che del resto, cedendo alle esclamazioni indignate dei membri della commissione, non si sarebbe fatto scrupoli a respingere 17 quadri della collezione di Gustave Caillebotte. A questo proposito ricordo che suo fratello, Martial Caillebotte, un giorno mi disse: Vollard, lei che conosce Benedit, all'epoca direttore del Museo di Luxembourg, non potrebbe convincerlo almeno a tenere in solaio i quadri respinti, che poi erano dei Renoir, dei Sisley, dei Cézanne, dei Manet, in modo da poterli esporre un giorno se il vento dovesse cambiare. Corsi da Benedit. Mi pare ancora di sentirlo. Io, un funzionario in cui lo Stato ripone tutta la sua fiducia, dovrei diventare un ricettatore di quadri respinti dalla commissione. Ecco, questa è esperienza comune anche ai giorni nostri, nel mondo dei collezionisti, in merito all'individuazione degli autori le cui opere sarebbe opportuno e lungimirante comprare, in merito a direttori di musei e organizzatori di grandi mostre di impatto mediatico pesante, magari nominati non in ragione delle loro competenze o della loro sensibilità, della loro lungimiranza, ma per ragioni di conoscenze o per nomina politica poco incline a considerare la profondità della competenza professionale. Questo era uno stralcio, al di là della breve chiosa finale, tratto da Ambroise Vollard, Memorie di un mercante di quadri, un libro molto interessante, Joanne Levi, editore.